Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è giovedì 20 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 19:56. La luna si leva alle 13:51 e cala a mezzanotte e 12. Oggi si celebra San Bernardo di Chiaravalle. Il nome Bernardo deriva dall'antico tedesco e vuol dire orso coraggioso. Oggi 20 agosto è il World Mosquito Day, la giornata mondiale della zanzara. La ricorrenza ricorda il medico Ronald Ross che scoprì come questi insetti trasmettono la malaria, scoperta che gli valse il Nobel nel 1902. L'obiettivo è sensibilizzare sulla prevenzione. Le malattie trasmesse dalle zanzare causano ancora oltre 700.000 decessi l'anno nel mondo. Se viaggiate in zone endemiche non dimenticate mai la profilassi e le misure protettive. Compie oggi 34 anni Demi Lovato. Cantante e attrice statunitense, è diventata un'icona globale partendo dalle produzioni Disney per poi scalare le classifiche mondiali con la sua voce potente. Oltre ai successi musicali, Demi è un punto di riferimento per il coraggio con cui parla apertamente di salute mentale e accettazione di sé, ispirando milioni di fan della generazione Z. Festeggia 43 anni Andrew Garfield, l'attore britannico-statunitense che ha conquistato Hollywood con il ruolo di Peter Parker in The Amazing Spider-Man. Ha anche dimostrato la sua profondità artistica in film come Social Network, Hacksaw Ridge e musical come Tic Tic Boom. È considerato uno dei talenti più versatili e intensi della sua generazione. Ed infine auguri ad Arisa, la cantante che oggi spegne 44 candeline. Dal trionfo a Sanremo nel 2009 con Sincerità fino alla vittoria tra i Big con Controvento, Rosalba Pippa ha saputo trasformarsi continuamente, restando una delle voci più belle e originali della musica italiana contemporanea. Amata anche come personaggio televisivo ed icona di stile. Il mondo della scienza cambia per sempre. È il 20 agosto del 1858 quando vengono presentate per la prima volta le teorie di Charles Darwin sull'evoluzione. Il documento anticipava di un anno l'uscita dell'Origine della specie, l'opera che avrebbe rivoluzionato la biologia e le certezze dell'umanità sul proprio posto nel mondo naturale. Sapete cos'è il neuromarketing? È la scienza che studia come il nostro cervello reagisce agli stimoli commerciali. Ad esempio, sapevate che la musica può influenzare il sapore del cibo? Studi di Oxford rivelano che i suoni bassi rendono il gusto più amaro, mentre le note acute esaltano la dolcezza. Persino il colore del packaging può spingerci inconsciamente a scegliere un prodotto piuttosto che un altro. Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con le stelle. Scopriamo come si presenta questo giovedì di fine agosto. Ariete, siete pronti a recuperare terreno. Se nei giorni scorsi c'è stato qualche rallentamento, oggi ritroverete la grinta ideale per superare ogni piccolo ostacolo. Toro, il cielo vi invita alla concretezza. È la giornata perfetta per mettere i puntini sulle i in un progetto di lavoro o in un accordo importante per le vacanze. Gemelli, sarete particolarmente brillanti e chiacchieroni. Usate questa grande parlantina per fare colpo su chi vi interessa o per risolvere un vecchio malinteso. Cancro, continua la vostra scia fortunata. Siete avvolti da una bellissima energia che vi rende empatici, magnetici e sensibilissimi alle buone occasioni. Leone, un po' di stanchezza estiva potrebbe farsi sentire. Non pretendete troppo da voi stessi oggi e delegate quello che potete. La serata richiede assoluto relax. Vergine, sarete dei collaboratori preziosi. La vostra capacità di fare squadra e di organizzare i dettagli sarà notata e molto apprezzata da chi vi circonda. Bilancia, vietato farsi prendere dall'ansia o dai dubbi dell'ultimo minuto. Avete tutte le carte in regola per riuscire nelle vostre imprese, dovete solo crederci di più. Scorpione, splendido slancio verso il futuro. Il cielo favorisce i viaggi, gli spostamenti e tutto ciò che vi permette di evadere finalmente dalla solita routine. Sagittario, è una giornata utile per fare ordine nei conti o nei contratti. Una volta sistemate le questioni pratiche più noiose, vi sentirete subito molto più leggeri. Capricorno,
Le relazioni restano in primo piano. Oggi cercate di non essere troppo rigidi con il partner. La flessibilità e la dolcezza saranno le vostre armi vincenti. Acquario. Sarete sommersi dalle piccole cose da fare. Organizzate bene il vostro tempo per non arrivare a sera con il fiato corto e non dimenticate di sorridere. Pesci. Che si tratti di un amore storico o di una nuova simpatia estiva, lasciatevi guidare dal cuore senza fare calcoli. Che sia per tutti un giovedì straordinario. L'appuntamento con gli astri torna domani. Il 20 agosto del 2009 il giamaicano Usain Bolt riscriveva la storia dell'atletica. Nella finale dei mondiali di Berlino fermava il cronometro a 19 secondi e 19 centesimi nei 200 metri, migliorando il suo stesso record dell'anno precedente. Un primato che ancora oggi appare quasi sovrumano. Se state aspettando con ansia il Corriere o una risposta importante, ricordate il saggio detto inglese "A watched pot never boils", ovvero una pentola osservata non bolle mai. Significa che più fissiamo il tempo che passa, più ci sembrerà che l'evento tanto atteso tardi ad arrivare. Rilassatevi, accadrà. Dino Campana, il matto di Marradi, fu un poeta tormentato che visse gran parte della vita tra ospedali psichiatrici e visioni liriche. La sua opera più celebre, I Canti Orfici, fu riscritta interamente a memoria dopo che il manoscritto originale era andato perduto. Fu un'impresa disperata ma geniale. Morì tragicamente per una setticemia contratta durante un tentativo di fuga, ferendosi con il filo spinato. Un destino drammatico per un uomo che ha sempre cercato la libertà assoluta. E ci salutiamo con questo pensiero di Francis Bacon, nonché la nostra frase del giorno. Se un uomo parte con delle certezze, finirà con dei dubbi, ma se si accontenta di iniziare con qualche dubbio, arriverà alla fine a qualche certezza. Anche se la giornata può iniziare con qualche dubbio, una certezza ve la lascio, noi siamo sempre qui. Vi aspetto quindi domani con un'altra imperdibile puntata del nostro almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaira.